Due periti a caccia del DNA di una bomber. Il GIP del Tribunale di Trieste, Luigi Dainotti, in incidente probatorio, ha assegnato agli esperti della Procura l'incarico di esaminare le 10 prove repertate del caso che calamita l'attenzione del nord-est italiano sin dagli anni 90. 11 le persone iscritte al registro degli indagati. Il comandante dei RIS di Parma, colonnello Gianpietro Lago, e l'antropologa molecolare forense dell'Università di Firenze, Elena Pilli, sono i periti che hanno ricevuto l'incarico. Io e la professoressa Piglia abbiamo ricevuto un incarico per delle diagnosi, per accertamenti genetici su dei reperti che ovviamente riguardano diversi casi della vicenda che conoscete. Insomma, noi applicheremo tutte le tecnologie di ultima generazione, ma insomma, si vedrà. I 10 reperti che verranno passati al setaccio sono stati tutti catalogati tra il 2000 e il 2007. Dalla lista vengono esclusi gli ordigni degli anni 90 per avvenuta prescrizione. Saliva rinvenuta sul nastro adesivo usato per assemblare un ordigno fatto con un guscio d'uovo riempito di esplosivo, o anche i peli trovati dentro un tubo zincato all'interno del quale era stata inserita una barra filettata con incisioni per collocare i fili d'innesco. Questi alcuni dei reperti dai quali i periti cercheranno di capire se è possibile estrarre del DNA certo. In garanzia il fatto che i reperti siano stati conservati senza contaminazioni dopo la clamorosa manipolazione dell'amirino nel procedimento contro l'ingegnere Elvo Zornitta, arriva la rassicurazione del procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo. I reperti non sono stati toccati da nessuno. Il giornalista può aver toccato soltanto l'involucro esterno. I reperti sono assolutamente garantiti. I reati ancora perseguibili perché non andati in prescrizione sono 4. La bomba del 2003 in tribunale a Pordenone, l'ordigno nell'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese di Portogruaro nel 2004, la bomba sotto il sellino della bicicletta del luglio 2005 e la trappola esplosiva ritrovata a Zoppola nel 2007. La prossima udienza è fissata per il 9 ottobre. Anche gli avvocati che rappresentano gli indagati hanno indicato i loro consulenti. È normale aver indicato un proprio consulente di parte per verificare il percorso che viene fatto, ma con assoluta serenità e senza che ci siano ragioni di conflittualità, perché non c'è nessun motivo perché ci siano ragioni di conflittualità. Noi abbiamo chiesto un'integrazione del quesito affinché vengano inclusi nell'esame anche tutti coloro i quali sono entrati in contatto con questi reperti, quantomeno quelli di cui abbiamo certezza, per cui anche i giornalisti che li hanno manipolati. Il giudice ha accolto questa integrazione da noi richiesta, quindi i periti poi hanno fissato l'inizio operazioni il prossimo 28 marzo, hanno preso 90 giorni per redigere la perizia, pertanto è stata fissata nuova udienza ad ottobre.